macchina operativa è già avviata e abbiamo dovuto mettere la sesta, ovviamente perché ci stiamo avvicinando all'evento. Organizzare un arrivo di tappa non è mai facile dal punto di vista logistico, richiede molta attenzione, dando ovviamente priorità alla sicurezza, ma Sappada già in passato ha ospitato 2 volte un arrivo, quest'anno con una formula un po' particolare perché ci sarà un passaggio anche sulla ciclabile, quindi diciamo il paese sarà veramente dedicato all'arrivo di tappa, ma il piano che stiamo elaborando penso che sarà ovviamente all'altezza per far fare bella figura in primis alla regione Friuli Venezia Giulia, alla macchina organizzativa e alla località di Sappada. Con gli interventi adesso che restano principalmente da limare, diciamo così, rispetto a questa tappa, quali sono i più rilevanti? Allora, diciamo, abbiamo alcuni interventi ovviamente di messa in sicurezza, quindi asfaltature delle strade e alcune sistemazioni di alcuni tornanti, diciamo, un po' più pericolosi da mettere un po' più in sicurezza, e poi dovremo gestire tutto il tema dei parcheggi e delle navette, perché come dicevo prima il paese sarà abbastanza blindato già dalla mattina e quindi abbiamo previsto un servizio a navetta per consentire ai visitatori di venire a vedere la tappa sia sul lato del Friuli sia sul lato del Veneto.